Siamo partiti con la nuova avventura a Castelfranco Veneto, passeggiando per le vie del centro storico, ed è qui che oggi torniamo per questa nuova puntata. Ogni nostra visita è una continua scoperta. Castelfranco ci regala sempre qualcosa di nuovo. Oggi porteremo nelle vostre case qualcosa di straordinario, la teatralità di questo racconto fatto di uomini, di personaggi del passato, di capolavori e di beffe di un tempo. Benvenuti nel 1700, benvenuti a Casa Giorgione. Come sempre ci accoglie il sindaco Stefano Marcon. Buongiorno sindaco. Buongiorno Ida, buongiorno, ben ritrovata a te e ai telespettatori. Casa Giorgione, una meraviglia Casa Giorgione perché? Questa casa, la storia narra che è stata casa del casato dei Barbarella, sin dal 400, casato da cui si dice discende il Giorgione, quindi casa Barbarella uguale casa Giorgione. Un turista che arriva a Castelfranco Veneto trova sempre qualcosa di nuovo. E qui, a Casa Giorgione, cosa trova? Qui a Casa Giorgione trova una delle due opere attribuibili a Giorgione presenti in città. Una è la Pala, custodita presso il nostro Duomo, e l'altra è l'affresco delle arti e dei mestieri, che è presente al primo piano. Una delle due opere, appunto, l'unica frescata attribuibile a Giorgione. Un piccolo sito culturale, sì, ma che sta aprendo le porte a qualcosa di veramente grande. Sì, il comune ha acquistato Palazzo Soranzo Novello, 3.000 metri quadrati, che saranno messi a disposizione per nuove mostre e per nuovi spazi culturali in città. Un nuovo spazio espositivo che aprirà tra poco, già in primavera ci saranno delle novità, ma che noi portiamo subito nelle case dei nostri telespettatori. Andiamo. Grazie, Ida. Sindaco, alla nostra destra la torre civica, l'imponente torre civica, alle nostre spalle Palazzo Soranzo Novello, prossima futura sede espositiva, ulteriore sede espositiva. Esattamente Ida, abbiamo fatto questa acquisizione, come ho detto prima, 3.000 metri quadrati di nuovi spazi che potranno ospitare mostre e valorizzazioni culturali di ogni genere, e partiremo in estate con un assaggio, chiamiamolo così, con una nuova mostra, una partenza e un'apertura di Palazzo Soranzo Novello. Quindi sindaco, noi ci diamo appuntamento alla volta di maggio-giugno. Prendiamoci questo impegno, per l'estate dovremo farcelo. Ma adesso noi torniamo a Casa Giorgione, dove abbiamo una storia interessante, innovativa, che ancora, gentili telespettatori, non conoscete, tutta da raccontare. Stiamo per entrare nel museo Casa Giorgione. Cambiano le luci, cambia l'atmosfera, cambia l'emozione. Una Castelfranco antica ed attuale. Tutta da scoprire. E ascoltiamo. La beffa, la nuova mostra che ospita il museo Casa Giorgione. Cosa sarà mai? Una beffa del Settecento. In quegli anni la vita era diversa. Ci si divertiva in modo diverso e l'arte era un capitolo importante ed essenziale dell'alta società. Una storia che ancora fino a pochissimo tempo fa non si conosceva e che ci racconterà il direttore di questo museo. È la fine del Settecento, inizio Ottocento, quando la figura del Giorgione diventa un vero e proprio mito. E ne parliamo con il direttore di Casa Giorgione, il dottor Matteo Melchiorre. Buongiorno direttore. Buongiorno, benvenuta Ida. Giorgione è effettivamente una figura misteriosa, una figura i cui dati biografici sono pochi, e questa scarsità di dati contribuisce a rendere ancora più vivo, più forte, più acceso il mistero. Sappiamo che era una persona sicuramente, così perlomeno leggiamo nelle fonti, di fuoco, di impeto, di slancio, un grande artista
che con la sua capacità di usare i colori, le ombre, il colore, riuscì a dare una svolta incredibile alla storia dell'arte. Un museo dedicato all'artista di ben 3 piani. Sì, abbiamo 3 piani nei quali si cerca di approfondire la vita di Giorgione, il contesto in cui egli operò, la geografia, il periodo storico, e in cui c'è anche lo spazio per i laboratori didattici per i ragazzi e per le numerose mostre temporanee che ospitiamo ogni anno. Il museo difatti ospita anche in questo momento una mostra particolare, anzi direi unica occasione nel suo genere. Si dice che il caso non esiste. Io credo sia proprio il caso di dire che quest'opera doveva arrivare qui, per destino. Cosa dici te? Dico di sì, che è una beffa, ma doveva arrivare qui. Canova e Giorgione, storia di un autoritratto. Una mostra dedicata, intitolata La beffa, sì, al Canova, in virtù e in occasione dei 200 anni dedicati a questo artista. E il Comune ha pensato bene. Perché? Certo, Ida, sostanzialmente quando noi abbiamo ideato questa mostra abbiamo voluto certamente omaggiare l'artista Canova, ma lo volevamo mettere in relazione a Giorgione, in quanto la mission del Museo Casa Giorgione, oltre a valorizzare le opere che ci sono a Castelfranco, la Pala e il Fregio, ha anche quello di approfondire gli aspetti iconici e critici che riguardano Giorgione. Ecco dunque che abbiamo trovato questa particolare filo rouge dove si vede un Canova con il suo dipinto, l'autoritratto di Giorgione, a ideare una beffa. Assessore, una grande sinergia e un grande successo per la beffa. Certamente, infatti sin dal principio abbiamo ideato una sinergia proprio con i comuni di Bassano e di Possagno affinché i loro visitatori potessero entrare con un biglietto ridotto nel nostro museo e viceversa i nostri visitatori potessero entrare con una riduzione nei loro siti culturali. Ma non solo, abbiamo ideato anche 2 importanti collaborazioni con gli istituti scolastici del comune di Castelfranco Veneto, in particolare il Rosselli Liceo Artistico e l'Istituto Martini. Il primo, che è Progetto Artisti in Mostra, ogni sabato pomeriggio verranno qui, dipingeranno, disegneranno, lavoreranno con l'argilla e praticamente esibiranno i loro lavori ai visitatori. Il secondo progetto invece prevede con la partecipazione degli istituti del Rosselli, che faranno da guide al Fregio che si trova sempre qui in Casa Giorgione nel weekend. Eccola, l'unica opera dipinta ad affresco, qui, sul muro. Esatto. Il Fregio è l'unica opera pervenuta ai nostri giorni, salvo un brano, un frammento del Fondaco dei Tedeschi che sta alle gallerie dell'Accademia, unica opera d'affresco di Giorgione pervenuta ai nostri giorni. Il Fregio è un'opera veramente straordinaria, in monocromo, risale ai primissimi anni del Cinquecento ed è una lunga sfilata, una lunga teoria di riferimenti alla cultura alchemica, all'astrologia, alla musica, alla guerra, all'arte, alla cultura araba, alla cultura ebraica, in un succedersi ordinato di sezioni di questa opera ritmate da delle tabelle con dei motti latini che richiamano messaggi provenienti dall'età classica, dall'età antica. Questo Fregio ci parla di un'epoca in cui sta per succedere qualcosa, in cui c'è qualcosa di incombente, di annunciato dagli astri, di confermato dagli studi che vengono effettuati dai filosofi sui libri rappresentati nella prima sezione del Fregio, e via via poi che cadrà attraverso la guerra in un momento cupo. Il 1792 è un'epoca importantissima per quanto riguarda la pittura in Italia e si creavano anche dei banchetti proprio a tema per poter proporre, per poter esporre le opere pittoriche anche in ambienti altolocati, ed è questo quello che succede. Il Canova viene invitato a un banchetto di questi. Esatto, viene invitato dal principe Bondo Rezzonico, un senatore romano, al Palazzo del Campidoglio, e insieme a lui ci sono 8 commensali
che sono tutti intenditori d'arte, gente esperta, rinomata, fine. E durante questo pranzo viene portata l'opera, annunciando quest'opera arriva da Venezia, arriva in una cassa di legno, Sì. l'opera viene aperta, viene tirata fuori, attenzione, Canova non c'è ancora, Canova arriverà con il caffè, Sì. l'opera viene presentata e tutti i presenti gridano al miracolo, ti gridano al fatto che Giorgione non può essere imitato perché è il più grande artista che sia mai esistito, perché la sua pittura è inimitabile, e tutti sono esaltati da questa nuova scoperta. Cosa Poi arriva rappresenta? Giorgione. Cosa rappresenta l'opera? Cosa L'opera vedono? vedono quello che Canova ha effettuato, cioè il falso autoritratto di Giorgione. C'è un ritratto di Giorgione come se fosse stato effettuato da Giorgione a se stesso, ma che in realtà è un falso dipinto realizzato da Canova. Eccola qua, l'opera, che rappresenta la figura del Giorgione. Sì, ma abbiamo detto che è una beffa. Perché è una beffa? Perché quest'opera, che venne presentata quel giorno al banchetto romano del principe elettronico come un autoritratto di Giorgione, ovvero come un Giorgione che ritrae se stesso, è in realtà un dipinto effettuato da Canova. Un'opera arrivata qui nel 2022 per la mostra temporanea dedicata appunto ai 200 anni della commemorazione del Canova, ma come ha fatto ad arrivare qui? Quando è stata scoperta? Beh, il primo merito è stato quello della Galleria Antonacci da Piccirella Fine Arts di Roma, che nel momento in cui questo dipinto nel 2018 è rimerso dal collezionismo romano, ha avuto l'abilità di sottoporlo a un esame del professor Fernando Mazzocca, che ha subito identificato in quest'opera l'autoritratto di Giorgione. Direttore, un'opportunità unica per il nostro pubblico per poter visitare questi capolavori. Sì, assolutamente, la mostra La Beffa è allestita qui al Museo Casa Giorgione a Castelfranco dal 2 dicembre 2022 e chiuderà il 10 aprile di quest'anno. Del resto, direttore, l'opera è molto bella. Se pensiamo che per ben un anno, ingannò tutti gli intenditori di opere d'arte di un tempo. Assolutamente, sì. Vi lascio con le immagini delle opere di Casa Giorgione, un passato che torna a visitarci assieme al presente. Io vi ringrazio per essere stati ancora una volta in nostra compagnia e vi ricordo, se avete piacere a rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.medianordest.it nella sezione Produzioni. Grazie e buona serata naturalmente. Io vi aspetto alla prossima puntata.